notte alla stazione ferroviaria di Porto Marghera un ragazzo è morto travolto da un treno mentre stava cercando di riprendere il suo cane. Paura a Campagnalupia per l'incendio di un'abitazione in via Marzabotto. I vigili del fuoco salvano un 50enne prigioniero delle fiamme, quasi privo di conoscenza si era nascosto dietro un mobile. Il parco acquatico a tema di Jesolo è pronto a riaprire dopo il Covid, ma il titolare della struttura lancia un appello: non si riesce a trovare personale, fatevi avanti. Attesa in Sudan per conoscere la sorte di Marco Zennaro. All'udienza in tribunale si stabilirà se l'imprenditore veneziano debba essere processato per la seconda causa presentata contro di lui. Manifestazione di solidarietà all'ex funzionario dell'OMS Francesco Zamboni in campo San Geremia a Venezia. È stato lasciato solo dalle istituzioni ma è un esempio per il paese. Successo al Lido per il primo Vax Day sulla spiaggia. Tra residenti, bagnanti e qualche turista, circa 60 persone si sono vaccinate davanti al palazzo della Mostra del Cinema. Sant'Antonio, domani dalle 10:30 la diretta del gruppo Media Nord-Est per raccontare il viaggio di ritorno della reliquia alla Basilica della Salute a Venezia dopo la settimana di ostensione a Padova. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Partiamo dalla cronaca, dall'incredibile episodio che si è verificato nella notte in stazione a Porto Marghera, una tragedia. Un uomo giovane è morto travolto dal treno, stava cercando di riprendere il proprio cane. Era da poco passata la mezzanotte quando qui alla stazione ferroviaria di Porto Marghera in via della Libertà un 33enne è stato travolto dal treno che sopraggiungeva a velocità elevata nel tentativo di salvare il suo cane che era scappato. Tutto è accaduto in pochi secondi. Il conducente del treno regionale diretto a Verona con 60 viaggiatori a bordo non ha potuto evitare l'impatto. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne stava passeggiando con la fidanzata, entrambi di nazionalità spagnola, insieme ai loro 3 cani lungo la massicciata ferroviaria, quando uno è scappato sui binari. Probabilmente senza pensarci, il ragazzo l'ha rincorso per cercare di prenderlo e salvarlo, senza rendersi conto dell'arrivo del treno che li ha travolti. Le urla strazianti della ragazza che era con lui sono state sentite da alcune persone che attendevano l'autobus diretto a Venezia, alla fermata vicina in via della Libertà lungo la strada che costeggia la ferrovia. A quel punto, con l'aiuto del conducente di un autobus, hanno soccorso la donna che era in stato di shock e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti poco dopo la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e gli operatori del SUEM. Le operazioni di recupero della vittima e del suo cane sono terminate intorno alle 2:30 e la circolazione ferroviaria è ripresa alle 3:10. C'è stato un incendio in una casa di Campagnalupia. I vigili del fuoco hanno salvato un uomo rimasto ustionato dalle fiamme. Paura venerdì sera verso le 23 a Campagnalupia per l'esplosione di un incendio in un'abitazione di via Marzabotto. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, la casa era invasa dal fumo e all'interno c'era una persona prigioniera delle fiamme. L'uomo, un 50enne agli arresti domiciliari, si era nascosto dietro un mobile ed era quasi privo di conoscenza, dopo aver respirato il fumo ed essere rimasto ustionato dalle fiamme. A quel punto i pompieri, giunti da Mira e Mestre con 10 operatori, l'autopompa, l'autobotte e l'autoscala, sono entrati muniti di autorespiratori e sono riusciti a salvarlo, dandolo in consegna ai sanitari del SUEM 118 che l'hanno trasportato al centro Grandi Ustionati di Padova. Nel frattempo i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Che avevano bruciato il piano della casa disposta su 2 livelli, evitando che si propagassero altrove. Nell'abitazione erano presenti sacchi e oggetti di vario tipo, materiale su cui le fiamme hanno attecchito facilmente. I lavori di spegnimento sono terminati dopo circa 4 ore, ma le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora al vaglio dei tecnici e dei carabinieri che seguono le indagini. Ora cambiamo pagina, parliamo dello splendido parco acquatico a tema di Jesolo che è pronto a riaprire, ma il titolare lancia un appello: non si riesce a trovare personale, dice, e quindi fatevi avanti. Dopo un anno
anno di stop causa Covid, il parco acquatico Caribe Bay a Jesolo è pronto a riaprire dal 1° luglio. Eppure, dichiara perplesso il titolare, non si trova personale per completare l'organico. Stiamo facendo molta fatica a trovare personale, noi siamo oltre 200 persone che vengono a lavorare tra ristorazione, gli scivoli, un po' tutto il parco, e sinceramente ci mancano ancora 40-50 persone che non riusciamo a trovare, non riusciamo a capire i motivi. E non vorrei mai che i ragazzi si lasciassero, si adagiassero un po' sul fatto di queste agevolazioni che vengono da parte anche dello Stato e forse è più conveniente stare a casa che neanche venire a lavorare. Spererei tanto che non fosse una cosa di questo tipo. Il problema non riguarda solamente il parco, premiato 12 volte come migliore in Italia. Nei giorni scorsi, infatti, altre associazioni di categoria hanno evidenziato lo stesso problema. Nel caso del Caribe Bay, la richiesta è trasversale. Ci mancano persone nella ristorazione, ma ci mancano persone un po' in tutto il parco. Le uniche persone che noi riusciamo a avere sono dei ragazzi che vengono da altri paesi, ma perché sono degli artisti. Abbiamo 40-50 artisti che vengono da altri paesi. Per il resto siamo in sofferenza su qualsiasi situazione del parco, dalle biglietterie, ristorazione, scivoli, bagnini, eccetera. Pareschi lancia dunque un appello a chi volesse un impiego sottolineando il rispetto del contratto. Noi abbiamo un badge, i ragazzi quando entrano passano il badge, fanno le loro 8 ore e 7 ore a secondo cos'è e comunque se vanno fuori vengono pagati gli straordinari, hanno il loro giorno di riposo come è giusto che sia e quindi poi è un bellissimo lavoro, si lavora nel divertimento, nella magia, più bello di così. Io se avessi 18 anni verrei subito a lavorare qui. Ora il caso dell'imprenditore arrestato in Sudan, attesa per la giornata di domani per conoscere le sorti di Marco Zennaro all'udienza in tribunale a Khartoum. Si stabilirà se l'imprenditore veneziano 46enne debba essere processato per la seconda causa intentata contro di lui, quella di una ditta di Dubai che chiederebbe 900.000 euro di risarcimento per una partita di trasformatori mai consegnata. Ipotesi accusatoria a cui i legali di Zennaro si sono sempre opposti, sostenendo che si trattasse di calunnie. Manifestazione di solidarietà invece all'ex funzionario dell'OMS Francesco Zambon in campo San Geremia a Venezia. È stato lasciato solo dalle istituzioni, sostengono i manifestanti, ma è un esempio per il paese. È diventato una luce, è diventato un faro, una luce nel tunnel, non in fondo al tunnel, perché siamo ancora dentro il tunnel. Fino a poco tempo fa, dicono, non sapevano chi fosse. Oggi per loro Francesco Zambon è diventato un punto di riferimento, il simbolo del paese che vorrebbero. In campo San Geremia, l'ex funzionario veneziano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riceve il sostegno di una comunità che si sta formando attraverso i social network e ora si ritrova per la prima volta di persona. Francesco Zambon non deve essere solo, non è solo, nel senso quello che ha fatto lui, ovvero smascherare il fatto che l'Italia avesse un piano pandemico del 2006, ci fa pensare che il fatto che lui ha fatto un'azione giusta, onesta, e quindi noi, se siamo persone giuste e oneste, vogliamo dimostrare la nostra solidarietà a questo uomo. È stato lasciato solo? Sì, assolutamente. Lui si è dovuto ritirare dall'OMS, ha perso un lavoro, adesso deve cercare un lavoro e i vertici l'hanno lasciato solo e anche i colleghi l'hanno lasciato solo, sì. Tra coloro che manifestano solidarietà a Francesco Zambon c'è anche chi lo vedrebbe volentieri con un ruolo all'interno del governo. Lui al microfono annuncia di aver perso la causa in primo grado contro l'OMS, ma si tratta di un'indagine interna. Zambon è convinto di vincere quando andrà di fronte al Tribunale Internazionale del Lavoro. Contemporaneamente sta dando il suo contributo all'indagine aperta dalla Procura di Bergamo. A Bergamo ho depositato 182 allegati, 1500 pagine di materiale, penso che possa contribuire in qualche modo all'indagine che è in corso. La solidarietà da gente comune, ma ha detto i suoi colleghi dell'OMS qui non si sono visti. Assolutamente scomparsi, a parte pochissimi, per esempio oggi dell'ufficio di Venezia dove io ho lavorato per 8 anni non c'è nessuno, evidentemente è un chiaro segno, ne prendo atto, con dispiacere ovviamente. E nel primo
primo pomeriggio studentesse e studenti dell'UDU e della rete degli studenti medi del Veneto si sono incatenati sotto Palazzo Ferrofili, sede del Consiglio regionale, per denunciare lo stato di abbandono in cui sono stati lasciati dalle istituzioni. Ci siamo incatenati qui sotto perché chiediamo un cambio di rotta, ha spiegato Tommaso Biancuzzi, coordinatore della rete degli studenti medi del Veneto. Nonostante un piano da 300 miliardi non c'è stato nemmeno lo sforzo minimo per consegnare un futuro migliore alle prossime generazioni. È necessario riportare al centro del dibattito pubblico i temi dell'università, dell'accesso all'istruzione e del diritto allo studio per tutelare il nostro futuro, così dicono. Missione compiuta intanto con successo al Lido per il camper dell'ULSS 3 Serenissima. Tutto prenotato, tutto esaurito, con una lista di attesa se dovessero avanzare dosi e anche qualcuno che vorrebbe anche oltre alla lista di attesa. La missione vaccini al Lido con il camper dell'ASL 3 Serenissima è stata un successo. Il primo Vax Day on the Beach ha fatto il pienone tra residenti, bagnanti e qualche turista, circa 60 le persone che si sono vaccinate davanti al Palazzo della Mostra del Cinema a seconda dell'età e delle valutazioni in anamnesi con il vaccino Johnson & Johnson o Pfizer. L'iniziativa si è concentrata principalmente sulla fascia di popolazione che va dai 60 anni in su, alla quale è stato proposto il vaccino Johnson & Johnson in monosomministrazione. Una sola dose on the beach, quindi, per venire incontro alle esigenze di vacanzieri, residenti e turisti locali. Una bella opportunità. Fantastico, sì. Molto facile. Molto soddisfatta perché avevo quasi perso le speranze di riuscire a iscrivermi, ogni giorno ero lì che provavo sul sito e non riuscivo a prendere appuntamento e poi stamattina ho scoperto questa grande novità. Molto contenta, anche perché appunto avevo l'appuntamento presso Venezia il 30 di luglio e stamattina ho prenotato e sono venuta qua. Mi piace molto viaggiare, quindi penso che questo sia un ottimo modo e forse l'unico in questo momento che ci fa tornare a viaggiare in salute. Anche oggi il camper vaccinale dell'azienda sanitaria ha replicato l'iniziativa all'interno della stessa isola veneziana davanti alla chiesa di Sant'Antonio. E sono terminate le operazioni di bonifica del terreno nell'area del vecchio nosocomio al Lido di Venezia, chiuso dal 2003. L'annuncio dell'Agenzia per lo Sviluppo, ora la palla passa in mano a Cassa Depositi e Prestiti, che è proprietaria dell'area. Da anni si parla dei progetti di rilancio per l'area dell'ex ospedale al mare al Lido di Venezia, 2 resort, una facoltà universitaria. Intanto la cosa certa è che l'Agenzia per lo Sviluppo è riuscita a completare l'iter burocratico per le bonifiche dei terreni, una partita complessa e non facile. L'annuncio del presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo, braccio operativo del Comune di Venezia, su questa questione, Beniamino Piro, durante il sopralluogo al Lido. La consegna di oggi dell'area dell'ospedale al mare bonificata è il penultimo degli atti amministrativi del Comune di Venezia e dell'Agenzia dello Sviluppo per quanto riguarda l'operazione appunto dell'ospedale al mare. La delibera per la variante è pronta e di fatto con oggi si conclude il lavoro burocratico iniziato 2 anni fa. Ora è Cassa Depositi e Prestiti a dover fare i prossimi passi. La palla passa a Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell'area, per quanto riguarda l'operazione che deve concludere da 130 milioni, una delle più importanti d'Italia, per quanto riguarda appunto la nascita di 2 grandi resort e della prima università del turismo in Italia. Sul ricorso pendenti al TAR da parte del Comitato Ambientalista Alto Lido, così come sul potenziamento dei servizi sanitari in isola, Piro rassicura. Questa operazione porterà anche alla nascita di un nuovo ospedale al mare al Lido di Venezia e porterà 400 posti di lavoro. Riteniamo che sia una delle più belle operazioni che vengano fatte negli ultimi 20 anni a Venezia e ci auguriamo che quanto prima, entro la fine dell'anno, venga presentato il progetto definitivo da parte dell'Istituto Romano e che quindi si possa dire felicemente conclusa un'operazione di grande sviluppo. Prosegue la raccolta fondi promossa dall'Associazione Venetinete per riportare in Veneto il busto marmoreo del doge Giovanni II Corner. Il 24 di giugno va in asta nel Lazio un busto marmoreo. È il busto del doge Giovanni II Corner. È una pregevole opera d'arte attribuita a Bonazza, che è stato uno dei più grandi scultori tra la fine del 600 e i primi del 700, e la pregevolezza la si può apprezzare semplicemente guardando i tratti del volto.
Entra nel vivo la raccolta fondi promossa da VenetiNet per riportare in Veneto il busto marmoreo di Giovanni II Corner, 111° doge della Repubblica di Venezia, in carica dal 1709 al 1722, tra le figure di spicco dell'ultimo periodo della Serenissima. Il doge fu ritratto anche in un famoso dipinto di Giambattista Tiepolo ed è ricordato soprattutto perché nel suo dogado, sotto il suo dogado, Venezia riuscì a difendere vittoriosamente l'isola di Corfù dall'ultimo grande attacco degli ottomani. Quindi una guerra vittoriosa per la quale Vivaldi scrive la Iudita Triumphans, un famoso oratorio militare notissimo, che fa parte integrante dunque della grande storia veneziana e veneta. Prima di riapparire a Viterbo, dove sarà battuto all'asta il 24 giugno, il busto del doge si trovava a Ca' Corner di San Polo. Riportarlo a Venezia, secondo l'associazione VenetiNet, ha un significato profondo che va oltre il suo valore storico e artistico. È la riaffermazione di un'identità collettiva che guarda al futuro forte della conoscenza del proprio passato. Non c'è alcuna mitologia folcloristica attorno alla figura del doge. È una grande istituzione all'interno di una grande architettura costituzionale, il cui simbolo, in questo caso il doge Giovanni Corner, potrebbe tornare a Venezia. Donate a VenetiNet al numero di IBAN di conto corrente che vi viene indicato per far sì che questo sogno diventi realtà. Sarà donato a una istituzione importante come la Regione Veneto. Si prepara il rientro nella Basilica della Salute a Venezia della reliquia di Sant'Antonio, un'altra giornata emozionante che il network Media Nord-Est seguirà in diretta. Sono iniziati i preparativi per il ritorno della reliquia di Sant'Antonio a Venezia. Domenica, attraverso i mezzi acquei dell'Arma dei Carabinieri del Portello, la reliquia compirà un pellegrinaggio lungo il fiume Brenta, percorrendo le chiuse fluviali sino alla laguna, seguendo così il percorso che fece nel 1652, quando fu donata la Serenissima. Un'altra giornata che si prospetta carica di emozioni, che Rete Veneta del nostro gruppo Media Nord-Est seguirà in diretta fin dal mattino. Alle 18:15 in campo San Samuele la reliquia sarà accolta dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia e dall'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia Simone Venturini, che spiega. Lo accogliamo con tutti gli onori al suo ritorno a casa, a Venezia, è l'occasione però davvero per riflettere su quella esperienza di un grande uomo, di un grande santo, e di riflettere anche sulle nostre radici, sulla riscoperta di quei valori che rischiano di andare perduti. Trasbordata poi sulla Dorarezza Bianca, che dagli anni 60 ha accolto i pontefici in visita a Venezia, compirà l'ultimo tratto della peregrinazio lungo il Canal Grande sino a Campo della Salute. All'interno della Basilica della Salute, alle ore 18:45, il patriarca Francesco presiederà la Santa Messa di ringraziamento. È arrivata a Padova toccando molti luoghi importanti e simbolici come Marghera, la parrocchia di Sant'Antonio, gli ospedali che in questi mesi sono stati in prima linea nell'affrontare il Covid, e fa ritorno lungo la riviera del Brenta, toccando i comuni di quella grande riviera che per anni, per secoli insomma, è stata la seconda casa di molti veneziani, di molte famiglie veneziane. Un collegamento simbolico ma forte tra due città e tra due territori uniti dalla grande fede nei confronti di Sant'Antonio. Viaggio della reliquia dunque che noi seguiremo in diretta, lo avete sentito, il viaggio verso la laguna inizierà alle 12, noi cominceremo invece alle 10:30 la diretta, saliremo a bordo dei mezzi acquei dall'imbarcadero del Portello a Padova, quindi seguiremo il pellegrinaggio, intorno alle 18:15 la reliquia sarà accolta a Venezia dal patriarca Moraglia, lungo il Canal Grande arriverà alla Basilica della Salute per la messa solenne e anche questa la manderemo in diretta su Rete Veneta, atto conclusivo di questa straordinaria settimana di festeggiamenti per Sant'Antonio. Anche Venezia è in lutto per la scomparsa a pochi giorni dal suo 93° compleanno dello storico presidente della Juventus Boniperti. 469 presenze con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, corredate da 188 gol, la scomparsa di Giampiero Boniperti, il presidentissimo della Juventus, che il 4 luglio avrebbe compiuto 93 anni ed era tuttora presidente onorario del club bianconero, rappresenta una grave perdita non solo per i tifosi della Juve ma per tutto il mondo del calcio.
Molti i ricordi e gli aneddoti che legano Boniperti a Venezia, dai duelli in campo con il grande neroverde Mario Tesconi al fatto che fu proprio Boniperti l'ispiratore dello Juventus Club Gaetano Scirea del Lido di Venezia, ancora oggi operativo. Negli anni 70, io ero ancora un bambino, lui era già presidente onorario della Juventus, capitò qui nel ristorante La Favorita. Ma cos'è che poteva chiedere un bambino? Un autografo. Lui me lo concesse però mi chiese una promessa, quella che io avrei dovuto tifare per sempre i colori bianconeri. Questo è successo in quanto successivamente ho creato appunto lo Juventus Club Lido Venezia. Tra i calciatori veneti che hanno incrociato in modo indelebile le strade di Giampiero Boniperti c'è ovviamente un'altra bandiera della Juve, il coneglianese Alessandro Del Piero. I due all'inaugurazione dello Juventus Stadium parlarono così. Oggi ho davanti a me la storia della maglia bianconera, il presidente Giampiero Boniperti. Presidente. Grazie. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso, intanto vi lascio le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Protagonista del weekend sarà sempre l'anticiclone africano, sole e caldo ovunque ma con qualche disturbo. Il dettaglio di domenica 20 giugno. Sul Veneto situazione tutto sommato tranquilla, lo vediamo con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane qualche temporale sui rilievi che localmente potrebbe estendersi fin verso le pianure limitrofe. Temperature roventi, minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, tanto sole ovunque, contesto qui più stabile, senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 32-35 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento al mattino, a partire dal pomeriggio qualche acquazzone invece a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19-21 gradi, massime sui 33-34 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.